Appuntamento a Cagliari tra gli ex deputati e senatori sardi per il rinnovo degli organi sociali. Tra i temi dell'incontro fare il punto sulla situazione politica e regionale e i rapporti con il governo centrale. Vogliamo mettere a disposizione questa esperienza, questo giacimento culturale e politico, anche per aprire un progetto importante dove ovviamente chi è stato parlamentare non depone le armi, ma fa fruttare il suo cervello, la sua esperienza, le sue idee, la sua passione, il suo cuore. E credo che oggi ci sia tanto bisogno di passione e di volontà, e soprattutto c'è bisogno di tante idee e di tante energie da mettere in atto. Presidenza nazionale, proprio per mettere il sigillo su un'attività che già è stata intrapresa dall'onorevole Michele Cossa e che oggi si articola sul piano statutario organizzativo con la costituzione del coordinamento, del coordinatore e dei suoi collaboratori.